spingere per cercare di arrivare nel treno che porta ai playoff. Dall'altro lato invece un Lascari Cefalù che vuole rimanere ancorato in questa categoria. Buon pomeriggio amici di Sportisti, un saluto dal vostro Marco Genduso, pronto per commentarvi la giornata numero 25 del campionato d'eccellenza che vede scendere in campo i padroni di casa, l'Accademia Trapani e il Lascari Cefalù. Aspettavamo. Inizia anche il match con il primo tocco dell'Accademia Trapani con Campanella dalle parti di Giorgiù. Sta eccellente, ma batte la punizione, va direttamente sul primo, poi sbuca e da due passi sbaglia sotto porta Giorgiù, se non vediamo male. Sì, Giorgiù, però il gioco è fermo per una posizione di fuorigioco, ma che palla di Campanella, insomma. A seguire poi conclusione di Mantegna direttamente dalle braccia di Mistretta, fa bene a provarci il Cefalù, è un'ottima prestazione al momento. Con l'esterno, gran bella palla, perfetta per Seccan che va giù ed è calcio di rigore ed è anche cartellino giallo per Mantegna. Lo guarda, aspetta un attimo e va Seccan che apre con il destro, spiazza va, realizza anche un meraviglioso assist ancora per Seccan che salta il portiere. Seccan a porta vuota, Seccan ancora, ed è 2-0, doccia freddissima per il Lascari Cefalù, la doppietta ed è dell'uomo più importante di Mario Seccan che fa 2-0, ma ancora una volta Campanella con quell'esterno fa tutto lui, prima fa l'assist per rigore procurato, poi fa l'assist tutto suo per l'attaccante, 2-0. Rulletta di Cammareri, lascia lì 1-2 perfetto con Buongiorno, palla dentro ancora Oddo e va qui, salva i suoi con il pallone che rimane poi lì come un flipper, allontana come può. Oddo vince il rimpallo, può calciare, Oddo mette dentro e poi Seccan sbaglia sotto porta, ma che palla questa volta di Oddo. Mette dentro Arena, la palla entra in porta e che brutto errore di Mistretta che si fa scavalcare dal pallone e arriva il 2-1, l'ha riaperta la squadra di Mister Boncore, l'ha riaperta con tanta rabbia, anche con tanto nervosismo, forse un po' troppo. Brutto errore di Mistretta qui che non può fare questi errori però. Il tocco, regala infatti a Orarà, poi se ne è in vantaggio, può calciare, però è fuori gioco, ma da lì se ne non può calciare così. Da lì deve, passatemi il termine, rompere la porta, come si suol dire, perché da quella posizione col sinistro, è vero, non è il suo piede, ma si deve fare tanto di più da lì. Verticale per Seccan che è veloce, prende il tempo, ma c'è poi la conclusione col sinistro, palla che rimane lì e il Barraco non sbaglia dopo il tiro di Seccan, la smanacciata negativa di Ba e Barraco non se lo fa dire due volte, poi l'esultanza come Romelu Lukaku che tra l'altro oggi ha segnato in Napoli-Fiorentina e dunque 3-1. Ma una volta Gambicchia mette là, poi ed è rosso per Sene, un contatto con Gambicchia, dove lo metti fa sempre bene. Battuta corta, Seccan la tocca e poi il gol ancora di Seccan ed è tripletta personale, 4-1, ancora una volta Campanella inventa, segna Seccan. Poi Oddo, Barraco lascia lì ad Oddo che calcia da fuori, sta per fare un gol incredibile qui Barraco e qui Oddo vuole fare scattare Seccan, regolare la posizione. Seccan e va qui, bravissimo a bloccare, palla rimane lì Seccan, questa volta spara, vuole il dribbling, gli riesce, avanza Rufino, calcia da fuori, palla addomesticata facilmente, chiama e riceve il pallone, verticalizzazione di Guanno, mette ancora dentro, poi arriva Barraco e fa 5-1, che palla ancora una volta illuminante di Campanella. È un tocco verso Ruffino che guarda la porta, Ruffino si appoggia, Mineo di ritorno, Ruffino ancora calcia e Mistretta risponde presente al primo tiro in porta da parte di Ruffino che aveva calciato tanto, ma e poi con questo controllo palla di Ravazza finisce anche il match
vince l'Accademia Trapani, vince con risultato di 5-1 contro il Lascari Cefalù e sarà quota 36 in classifica.